Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati. Come vi avevo preannunciato, spazio per le pensioni, questa volta con lo speech CGIL in persona, quindi Giuseppe Di Girolamo ben ritornato qui con noi della segreteria speech CGIL del Veneto, e quindi parliamo di posizioni pensionistiche. È un argomento estremamente importante, molto delicato. Noi supportati naturalmente dagli esperti dello speech cerchiamo periodicamente di riaffrontarlo per ricordare quello che è in vigore ancora, quello che è stato prorogato, quello che c'è, che non c'è, che si può fare, che conviene soprattutto fare in proiezione. E con questa parola proiezione pongo la prima domanda, Giuseppe Di Girolamo, perché bisogna sempre valutare non tanto come si sta in quel preciso momento in cui una persona magari è stufa e vuole andare in pensione, ma valutare che quella pensione, quella scelta che si fa di lasciare il proprio lavoro e quindi andare in pensione con quel quantum dovrebbe essere sufficiente anche dopo 15 anni, quando magari si ha bisogno di andare in casa di riposo o di un assistente domiciliare, badante che dir si voglia, e bisogna far quadrare i conti, vero? Esatto, bisogna proprio, non ci si rende conto di questo. Bisogna proprio fare bene i conti, ecco, di quello che sarà la propria posizione pensionistica da lì in poi, e poi ognuno fa le proprie considerazioni anche in base alle condizioni che ha in quel momento. Certo. Allora, anche qui, come si va in pensione nel 2021, oltre alla pensione di vecchiaia e quella anticipata naturalmente? Allora, riprendiamo i fili. Abbiamo un po' visto in altre puntate la quota 100, l'opzione donne e l'APE sociale. Ci sono altri strumenti che forse sono meno conosciuti, ma perché riguardano un po' fino ad oggi le grandi aziende, ma che con le modifiche che ci sono state possono riguardare anche aziende con dimensioni minori. La prima è l'isopensione. L'isopensione nasce dall'articolo 4 della riforma Fornero. Isopensione, praticamente un incentivo all'esodo, questo è la cosa salta. La prima questione riguarda solo le aziende private con più di 15 dipendenti. Ecco, questa è la prima discriminante, quindi non riguarda il pubblico impiego e non riguarda le piccole aziende. Di cosa si tratta in sostanza? Si tratta di un accompagnamento alla pensione. Ecco, vediamo la slide successiva, così eccola qua. Eccola lì. Può essere sia la pensione di vecchiaia che la pensione di anzianità. Quindi nasce come un accompagnamento per 4 anni, ma adesso si è arrivati a 7 anni, quindi è un bel, come dire, è una bella prospettiva su quale ragionare. Riguarda aziende che dichiarano degli esuberi oppure che devono riqualificare il proprio personale. Quindi io ho un personale che, come dire, non è più adatto a ciò che faccio adesso e quindi inserisco giovani, quindi formati, eccetera, eccetera. Tutto questo, quindi l'isopensione serve anche ad agevolare questo tipo di percorso e quindi c'è questo incentivo all'esodo. Quali sono i requisiti? Abbiamo detto riguarda le aziende private con più di 15 dipendenti. Per il lavoratore invece è chiaro che deve stare dentro il range di 7 anni. Quindi se io posso avere 62 anni se devo andare in pensione di vecchiaia e torno indietro dei 42 anni, 10 mesi di contributi se vado con la pensione di anzianità, anticipata. Cosa mi serve? Intanto serve un accordo sindacale. Quindi questa è la prima condizione indispensabile. Quindi non è così semplice. Non è un accordo tra le parti, un singolo accordo. Serve prima di tutto... Cioè l'azienda deve fare un accordo sindacale. Quindi non guarderà solo un lavoratore? No, generalmente non riguarda mai solo un lavoratore. Secondo, serve il vaglio dell'INPS. Cioè l'INPS deve dare la propria autorizzazione. Perché? Perché poi l'INPS fa i conteggi di ciò che deve ricevere i lavoratori in termini di retribuzione e di contribuzione. Fatto questo calcolo fa fare una fideiussione all'azienda e quindi da quel momento in poi il lavoratore può cessare la propria attività e riceverà l'assegno mensile dall'INPS. Quindi è come a essere accompagnati alla pensione vera e propria. Tanto è vero che se
è molto garantista, perché se un domani, durante questo percorso, diciamo può arrivare appunto fino ai 7 anni, interviene una normativa peggiorativa, comunque il lavoratore è garantito e continuerà fino a poter accedere alla pensione. Quindi è uno strumento che come dire, permette al lavoratore di essere salvaguardato in modo buono, insomma, molto positivo da questo punto di vista. Gli aspetti positivi quindi sono questa tutela, no? Questa salvaguardia. Esatto. Gli aspetti invece cui stare attenti, quindi non è che negativi, quali sono? A parte questo accordo che deve essere attivato, quindi per più lavoratori tra diciamo che non ci sono, nel caso dell'isopensione è un'opportunità per il lavoratore che magari ormai si sente fuori da un ciclo produttivo, fuori perché appunto è cambiato, sono innovate, ci sono innovazioni, ci sono questioni, quindi si sente anche, come dire, un po' marginale a quella che è la produzione o l'informatizzazione. Per l'azienda si ritrova a poter, come dire, inserire una nuova generazione all'interno dell'azienda e comunque ad avere una riduzione di organico, una riorganizzazione in modo non conflittuale. Quindi ci sono vari aspetti, insomma. È proprio della settimana scorsa un accordo della TIM per circa 1300 lavoratori. Quindi uno scivolamento, diciamo. È uno scivolamento, esatto, è un qualcosa di più, diciamo, perché, come dire, il rapporto per il lavoratore è abbastanza garantito, insomma, come ripeto, il lavoratore viene calcolato tutto ciò che viene a percepire negli anni che gli mancano alla pensione, compresa la contribuzione, e quindi non c'è problemi. Ricordiamolo ancora, è dal 1° gennaio 2018. Qual è l'aspetto negativo, se c'è un aspetto negativo? Che non ci sono gli assegni familiari, sull'assegno non vengono calcolati gli assegni familiari, non possono essere fatte altri tipi di operazioni, tipo la cessione del quinto, non è reversibile. Se succede qualcosa in quei 7 anni lì, la persona, il superstite, avrà quello che prevede la normativa generale, insomma, quindi non avrà la reversibilità di quello assegno lì, ma la pensione indiretta come previsto dalle norme ordinarie. Perfetto. Abbiamo poi il contratto di espansione. Beh, qui è più semplice perché è simile all'isopensione, quindi ha le stesse caratteristiche, diciamo, cambia la motivazione per cui viene richiesta, perché non riguarda tanto le riduzioni quando la riorganizzazione, e poi ci sono alcune differenze sostanziali che riguardano il lavoratore, quindi sono anche migliorative per l'azienda, meno onerose per l'azienda, diciamo. Intanto la durata massima è di 5 anni e non di 7. Quindi già questo è un primo aspetto. Inoltre, se l'uscita del lavoratore è orientato alla vecchiaia, l'azienda non deve versare anche la parte relativa ai contributi per i 2 anni, ad esempio, che riguardano la NASPI. Io ho 65 anni, mi mancano 2 anni a arrivare alla vecchiaia, l'azienda non pagherà i contributi perché appunto vengono messi quelli figurativi della NASPI. Quindi ci sono, come dire, delle differenze da questo punto di vista. Mentre invece se è quella anticipata, allora l'azienda dovrà versare anche la parte, come dire, la parte che riguarda la contribuzione che mi manca per arrivare Le aziende quindi potrebbero essere poco favorevoli a questo. È meno utilizzato da questo punto di vista, anche se incominciamo ad avere dei segnali, insomma, perché può essere interessante anche per l'azienda, come dire, inserire persone nuove, insomma, più qualificate, maggiormente preparate, ecco, dentro al proprio... Il quantum di pensione anche in questo caso? Beh, no, non cambia in questo caso, nel caso di isopensione non cambia. Nel secondo può esserci un riflesso dato dalla contribuzione figurativa, che quindi va a, come dire, a incidere sulla pensione futura.
Ma questa opzione è il lavoratore che la presenta, la palesa all'azienda oppure l'azienda che o i sindacati? Come funziona? Il meccanismo funziona in questo modo: c'è l'accordo collettivo, c'è, come dire, l'accordo poi che viene di conciliazione. In quella sede il lavoratore decide se accettare o meno la proposta. Quindi è, come dire, è su base volontaria. Dopo, sappiamo che spesso, come dire, le aziende che lo utilizzano hanno anche altri problemi, quindi uno si guarda, come dire, ci pensa bene prima di dire di no ad una... È irreversibile? Non irreversibile, no, ci sono stati casi, insomma, però uno sa che è in una situazione che un domani può esserci una crisi, un'altra cosa, e quindi entrare in una condizione forse anche peggiorativa, ecco. Altre modalità invece di esodo, quali possono essere? Allora, ce ne sono alcune che sono indubbiamente meno garantite, però può esserci qualche caso che può essere interessante. Adesso c'è una novità che riguarda ad esempio la cassa edile, quindi un ente bilaterale, che sono quegli enti che sono formati dai contratti nazionali tra le parti sociali e le parti datoriali, danno una serie di prestazioni ai lavoratori, alle imprese e ai lavoratori dipendenti. Solo per gli edili, quindi solo per l'edilizia, questo vale, è stato formato da 2 anni un fondo per l'accompagnamento alla pensione. Ecco, attenzione, qui parliamo di una prestazione mutualistica, quindi non dà garanzie, cioè se io lavoratore accetto di usufruire di questa modalità, quindi la copertura per i 2 anni dei soldi che dovrò versare all'INPS, cioè l'INPS, io chiedo all'INPS di fare i versamenti volontari della contribuzione che mi manca attraverso dei bollettini, l'ente bilaterale mi dà i soldi per pagare quel bollettino, però se nel frattempo cambia la normativa, cioè non ho garanzie né da parte dell'azienda, perché io non sono più in azienda, e quindi come dire, è un po' rischioso. Chiaramente riguarda per un settore che, come dire, ci sono persone che arrivano a quell'età lì, cioè pensiamo a una 65 anni un muratore, lavori particolarmente rischiosi. Esatto, che è faticoso, lavoro particolarmente faticoso. Ecco, questa è una novità che c'è, quindi data appunto dalla cassa edile, però parliamo appunto di una prestazione, attenzione, mutualistica, e quindi è una cosa ben diversa da ciò che abbiamo trattato fino adesso. Solo cassa edile, ricordiamolo, quindi non case artigiani? No, solo cassa edile, solo per l'edilizia, non per gli impianti fissi, no. Perfetto, per altri, chi è del settore sa com'è. Ci sono altri esodati in giro ancora, che vengono sistemati? Allora, noi siamo riusciti ad approvare la 9ª salvaguardia. Mamma mia, siamo alla 9ª. Esatto. Sono gli ultimi, no? Sì, questa 9ª salvaguardia ha riguardato qualcosa come 2.400 persone e siamo arrivati a 150.000. Cioè sono tutte quelle persone che dal 2011 alla riforma Fornero non avevano più un lavoro, erano vicini alla pensione, ma non trovavano più un lavoro, avevano concluso tutti gli ammortizzatori eccetera ed erano lì. Quindi un problema grosso, umano anche, perché sociale sicuramente, che è stato affrontato ogni anno con le varie finanziarie. Adesso dovremmo avere praticamente quasi concluso, insomma, con queste 2000. Ci può essere ancora qualcuno fuori? Oddio, penso che sia una cosa abbastanza marginale, insomma, però ne abbiamo salvaguardati 150.000 ed era un bel problema sociale, ecco, quindi siamo riusciti a risolvere con questo questione. Possono tirare finalmente un sospiro di sollievo. Esatto, certamente, perché sono persone di una certa età, persone che, come dire, sono ormai fuori dal mercato del lavoro da parecchio tempo, hanno concluso tutto ciò che era possibile utilizzare come ammortizzatori, quindi
un bel sospiro di sollievo, insomma. Allora, un po' anche riassumendo e tirando le file, perché la volta precedente però passano i giorni, magari uno può vedere le puntate anche sul web, sul nostro sito le trovate, però per quanto riguarda le donne resta, ricordiamolo appunto, il discorso dell'APE Social e dell'opzione donna, esatto, che però hanno una scadenza, questo fino al 31, allora l'opzione donna ha la scadenza fino al 31/12/2021, quindi poi vedremo insomma cosa, se riusciamo. Perché questo che ci chiedono tanti telespettatori, esatto. Cosa consigliate? Di approfittare di queste situazioni o di fare delle considerazioni diverse? Allora bisogna sempre fare delle considerazioni soggettive, perché ripeto, soprattutto per quello che abbiamo detto sull'opzione donne è molto penalizzante e quindi vale la pena guardare bene, insomma, fare bene i propri conti, così come anche sull'APE Social, sull'APE Sociale, su altre questioni. Bisogna proprio capire il contesto in cui sono dal punto di vista aziendale, il contesto della mia situazione familiare, della mia situazione individuale, cioè mettere insieme tutte queste cose, vedere in prospettiva cosa può succedere e poi decido in base a questo. Ad ogni modo venite da noi, ci sono i nostri esperti, vi faranno i vari, come dire, l'esplorativa per vedere il certificato, per vedere cosa avete realmente, vediamo le sedi che sono presenti, cosa avete realmente accumulato in tutti questi anni, quali requisiti, se i vostri requisiti corrispondono a quella situazione e poi di questo si decide. Ecco, in questo periodo di tempo, in questo momento, avete avuto delle problematiche diverse che vi sono state presentate oppure si è un po' trascurata la posizione pensionistica in virtù del fatto che sono queste chiusure, quindi c'è magari maggior timore da parte degli anziani di uscire? C'è qualche consiglio che vi sentite di dire alle persone che è bene non lasciare passare il tempo, insomma, sostanzialmente? Relativo a questa questione? Alle questioni pensionistiche. Ma diciamo questa cosa, noi la questione previdenziale stiamo cercando di rendere flessibile il meccanismo che è molto rigido, cioè la Fornero ha messo delle rigidità molto forti, noi stiamo facendo in modo di ottenere nel confronto con il governo una serie di flessibilità, perché i lavori non sono tutti gli stessi. Un conto è fare, l'insegnante all'asilo o alla materna, un conto è insegnare all'università, un conto è essere in un'azienda, in un ufficio, un conto è essere su un'impalcatura. Quindi, come dire, bisogna tener conto di tutti questi aspetti. Anche di ciò che mi può capitare durante la vita lavorativa, insomma, no? Quindi degli imprevisti, dei problemi appunto con la famiglia. Noi stiamo cercando di rispondere a queste situazioni, cercando di rendere maggiormente flessibile l'attuale legislazione. Questo è quello che stiamo facendo e per cui diciamo alle persone: informatevi, tenetevi informati sempre su questo tipo di ragionamento. Dopodiché per le pensioni serve il lavoro, questo è basilare. E questa è un'altra questione. Per il sistema pensionistico serve che le persone abbiano un lavoro che gli piaccia, che sia qualificato e che duri nel tempo. Che duri nel tempo soprattutto, esatto, perché in questo periodo ci saranno grossissimi problemi. Questa è la nostra, come dire, filosofia. Assolutamente. Allora, grazie mille di essere stato qui con noi anche questa volta. Grazie a voi. E grazie ai nostri telespettatori che ci seguono, ma la trasmissione naturalmente continua, quindi restate con noi. Vi ricordo sempre le sedi disponibili, telefonate, prenotate, fatevi controllare la pensione, chiedete una consulenza appalesando la vostra situazione individuale, che è sempre diversa da quella dell'amica, della vicina, della parente, e quindi è estremamente soggettiva. E l'altra cosa importante è non arrendersi, non pensare che le cose non possono essere risolte, perché con gli esperti, con i professionisti giusti, e lo SPCGL è fatto di professionisti qualificati, le questioni possono trovare una soluzione a livello individuale o a livello, se non altro, collettivo, perché cercano sempre di interagire con le forze politiche e col governo per ottenere qualcosa in più. La rivalutazione delle pensioni, ai noi, non è stata possibile, però qualche cosa si cerca sempre di fare. Allora, grazie ancora, noi ci vediamo tra poco. Grazie.